No, I'm not a writer. Ah, sono già in onda. Buono sta roba, mi prende così un po' impreparato. No, comunque, quello che volevo dire è che vedi lo screenshot che ti ho fatto. Ara che capolavori, ara che calligrafia. Vedi, quando apri un video, lì c'è l'icona con la rotellina, tu devi cliccare quella e mettere come risoluzione 1080p, così vedi i video molto più dettagliati. Tu credi che la vita in camper sia facile, tutto bello? No, guarda, una pentola e un piatto, tutto da lavare, porca miseria. E cane pericoloso mai che mi dà una mano, incredibile. Cane, fai finta di dormire, che ora di lavare i piatti. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Una bella giornata. Allora, puntina dell'oggi. Oggi è sabato 6. Che quando abbiamo oggi? Ah sì, sabato 9 settembre. 9 del 9 del 2017. Stiamo provando ad andare, stiamo tentando ad andare a Valvasone, al borgo di Valvasone, al castello di Valvasone, perché c'è la rievocazione storica che dovrebbe essere un evento abbastanza interessante, abbastanza rinomato. Io non ci sono mai andato, Farima, e questa volta ci vado con gli amici zingani e l'altra zingana, la Valeria, cioè tutti i zingani al completo, insomma, no? E lei come sto narrando tranquillamente, cioè con voce rilassata. Ho appena preso il caffè, sai, di solito su tutto stavo andando, deve essere la giornata un po' zen così, queste nuvole pre-pioggia, e insomma non sai la novità. Ciao, sono il conto a chilometri funzionante, ehi là, perché 2 giorni fa l'ho portato al meccanico, ma questo forse nelle puntine l'ho già detto. Sì dai, quella sera che sono stato con lo skate a buttare le squazze, troppo bello. Al meccanico ho fatto la cinghia di distribuzione a 190.000 km circa. Non dovevo farla per i chilometri ma per gli anni, comunque per sicurezza ho preferito farla, no? Quindi adesso io ho segnato 132.705 km. Quando l'ho preso mi hanno detto che circa ne aveva 180.000, quindi sarò 190.000. Diciamo dai, tenergli un 50.000 km in più di quello che segna, no? Sembrano tanti a sentirli, ma per un camper non so niente. Tieni conto, dopo si può revisionare il motore. Ha detto anche il meccanico, guarda, è perfetto, il motore è perfettissimo, non ho consumato niente di olio, niente, ma niente letteralmente. Cioè, tutti i viaggi che ho fatto, Slovenia, Abruzzo, Toscana, montagna, tutte quelle volte là, un cazzo di olio. Ha detto il cambio è pulitissimo, tutto quanto, ha detto guarda, perfetto. Ha detto sono motori che ti durano una vita, sono indistruttibili, in ogni caso, cioè, metti, non so, arrivi a 400-500.000 km, vabbè, si revisiona o si cambia il motore. Ha detto come prezzi per cambiare un motore sei sui 2.000 euro, più che altro la manodopera. E più che altro perché io un giorno mi sarebbe piaciuto, senza spendere skate, un 2005, no? Hai capito? Riesci a metterli anche qua il 2005, non è che devi andare chissà dove, però il problema è il cash, trovate uno buono, e il cash, cioè io adesso questo qua mi va perfetto, non vedo perché dovrei spendere 2.000 euro per montare un 2005, cioè certo mi fa voglia, però vediamoci per adesso, no? E mi è venuto fuori, non ha la valvola EGR il mio motore, perché si voleva chiudere la valvola EGR per dargli un po' più di sprint, però il meccanico mi ha detto no guarda, sei stato fortunato, guarda ne ho un altro qua che ha tante rotture di balle e dovute proprio a sta valvola EGR. Stesso discorso che mi hanno sempre fatto tutti i meccanici fin da quando lavoro a 500 d'epoca, sai che un motore o comunque un veicolo in generale meno cose ha, cioè più semplice è, e meno cose si rompono e più semplice metterci le mani. Effettivamente questo è vero, cioè io qua mai spaccherò il motorino di tergicristalli elettrici, non ce li ho. E il mister qua prima di andare a Valvasone sta cercando un posticino carino, un po' pittoresco, simpatico per fermarsi a fare la doccia, perché accidenti, alla fine per un discorso e l'altro ho fatto il carico dell'acqua pieno ovviamente come al mio solito, in più anche le taniche,
cos'era, mercoledì, così, quindi ho ancora tanta acqua e niente, devo svuotare, quindi controvoglia, devo farmi una doccia di 2 ore. Cioè, cosa faccio? Lascio i rubinetti andare? No, vabbè, già che ci sono farò una doccia, così pulisco sempre bene il bagno di solito quando faccio queste robe, no? Cioè, pulisco tutti gli angoli, cacchi vari. Ma è carino per fare la doccia. Ecco qua, guarda, qua a sinistra che c'è, cazzo, dai, prima del tractor, che c'è, che cazzo, adesso faccio il frontale col tractor. No, dove ti vuoi mettere, tractor? Dai, vai dove vuoi tu, che io, guarda cosa c'è là. No, io mi metto là, aspetta, facciamo passare il tractor. No, ti metti tu nel posto figo. No, porco del tuo zio, dai, levati i coglioni, vai. Ah, vaffanculo. No, si è messo lui là. Cazzo, non ho neanche idea di cosa c'era là, era bello. Vai, che siamo in riva al canale. Ma la spazzatura però che lasciano sti homo sapiens del cazzo, vero Emi? Mamma mia, ma non si può. Se non andiamo addosso al Scania qua. Fanculo, se n'è andato. Voleva solo non farmi parcheggiare lì e io adesso mi giro e vado nel posto da me designato, vero Emi? Andiamo nel bar, guarda che c'è anche, guarda, sembra di essere in Olanda, c'è anche il coso, hai visto? Perché, guarda qua, fagli vedere, aspetta gli facciamo vedere, guarda qua, gira, vedi, guarda qua, ma c'è la doccia qua, e io vengo fuori dalla doccia col ciccio fuori e vedo le gallinelle d'acqua. E che rovinate tutto con le bottiglie, cioè io non posso vedere sta roba, cioè ma su per il culo con le bottiglie, ma che senso ha? Cioè uno inquina, poi ritorna in questi posti e si trova tutto smerdato, con la merda sua tra l'altro. Digli amici, no, ste robe, perdere l'odore quando si fa la doccia, Valvasone, vado a Valvasone, vi saluto belle signore. Mi piace questa? Sono bella. Faccio un giro nel giardino, salta fuori ancora lei, con un tono un po' sgarbato, dico ma che cazzo sei? E sì, col tuo cazzetto devo pro. Allora io non mi sento, voglio rifare. Dov'è che stai?